L'allarme scatta attorno alle 19:30. Bassano Parquet in via Tito Speri a Cassola, al confine con Bassano, di cui è titolare Giuseppe Andreatta. Un fumo nero e denso si alza. Il cortocircuito di un quadro elettrico vicino a un macchinario per l'imballaggio nella parte sud dei magazzini di stoccaggio all'origine del rogo. Massiccio l'intervento dei vigili del fuoco. Uno spiegamento di forze dell'ordine e polizia carabinieri per bloccare il transito dei mezzi in prossimità dell'azienda. Vista la vicinanza dei binari è stata allertata anche la Polfer, ma non essendoci transito serale di treni non si sono verificate modifiche sulla tratta ferroviaria. Fabio Gamba al bar proprio davanti alla fabbrica, è stato il primo a dare l'allarme. Ho chiamato subito la proprietà, ho chiamato i pompieri e sono arrivati immediatamente. Tanto fumo, tanto fumo. Per fortuna l'aria tira in là, quindi non c'è nessun problema per le attività che ci sono qua. Sì, è rimasto circoscritto lì, comunque i pompieri sono riusciti a circoscriverlo da quello che ha capito. Sì, sono arrivate 4 autoclavi, 2 davanti, 2 dietro e hanno risolto alla grande. Allertato l'ARPAF per i rilievi dell'aria, in giornata nuovi controlli sui reflui, subito sul posto il sindaco di Cassola e l'assessore all'ambiente di Bassano Andrea Viero. Le lingue di fuoco hanno raggiunto anche il tetto, vedete le immagini. Si è lavorato per ore per domare le fiamme e mettere in sicurezza il capannone, azienda coperta da assicurazione, ma si parla di danni ingenti.